Andrò anche via siete voi. Avete sentito la sua mancanza, vedi? E non mancherà la sua mancanza perché io sto qui anche poco, anche oggi. Vabbè, fate le domande come al solito, non mi sono mai negato per le domande. Quando che te cominci a fare domande belle, io darò risposte belle. Allora, intanto iniziamo una bella notizia. La signora Domenica Longatti oggi fa 105 anni, le facciamo gli auguri, di Malcesine. E penso proprio di sì perché peraltro nella riunione di questa mattina, a parte un piccolo nucleo di over 80 che non riusciamo a rintracciare, ma con non poche difficoltà, e quindi ringrazio anche i sindaci perché ci stanno dando una mano, e poi scopriamo che un po' sono, quando le rintracci sono per non vaccinarsi, e altri invece magari sono irreperibili per una montagna di motivi che adesso non sto qui neanche a dirvi. Però voglio anche ricordare, ne approfitto, che per gli over 80 resta sempre aperta la possibilità terminale di prenotare la vaccinazione. Se non possono farlo personalmente, possono andare in qualsiasi farmacia del Veneto. Però inizierei con il bollettino. Allora, anche perché poi sapete che oggi abbiamo anche una videoconferenza alle 15:30 con i presidenti di regione nuovamente. Non escludo che poi ci siano sviluppi anche in giornata, quindi resterei. Allora, test rapidi sono 4.202.000, test molecolari 4.887.000. Insomma, sono 90 milioni, scusatemi, 9 milioni e 90.000 test fatti ad oggi. 9 milioni e 90.000. Sono giornate. Naturalmente possono andare in qualsiasi farmacia del Veneto. Però inizierei con il bollettino. Allora, anche perché poi sapete che oggi abbiamo anche una videoconferenza alle 15:30 con i presidenti di regione nuovamente. Non escludo che poi ci siano sviluppi anche in giornata, quindi resterei. Allora, test rapidi sono 4.202.000, test molecolari 4.887.000. Insomma, sono 90 milioni, scusatemi, 9 milioni e 90.000 test fatti ad oggi. 9 milioni e 90.000. Positivi nelle ultime 24 ore sono 1.060. C'è ancora qualcuno che chiede perché usiamo i cartelli. Si ricorda, la memoria visiva si chiama questa. Ultime 24 ore 1.060 su 37.641 tamponi, 2,82 di percentuale di incidenza dei positivi sui tamponi fatti. Numero dei positivi dal 21 febbraio 2020, 405.031. Questi sono solo quelli che abbiamo trovato con i tamponi, con i famosi 9 milioni di tamponi. Oggi in quarantena ci sono 23.755 positivi. Sto parlando proprio di positivi, non quarantene fiduciarie. Quanti sono i ricoverati? 1.654, meno 31. Per fortuna continuiamo a vedere questi segni in meno che fanno pensare bene. 1.654, insomma, sono sempre 1.654 persone in ospedale, però vi do solo un dato: 16 per 2 fa 32, siamo meno della metà di quelli di dicembre, perché era 3.004. Hai fatto? Prego. Come sono distribuiti questi 1.654? 1.425 in area non critica, 229 in terapia intensiva, meno 7, meno 24. e 29 di terapia intensiva Covid, che si sommano ai 2,68 di terapia intensiva non Covid, e siamo a 497 terapie occupate. 24 sono i decessi nelle ultime 24 ore. 19.944 sono i dimessi guariti.
Tanto a proposito di terapie intensive vi dico, penso che sia l'unica regione che lo ha fatto, forse anche per disponibilità, non lo so. Abbiamo prestato 2 ECMO, quindi stiamo parlando di respirazione intensiva, cioè, e quindi macchine intensive alle Marche. Abbiamo dato 2 macchine, si chiamano ECMO, e alla regione Marche, nella speranza che ce le restituiscano quanto prima, ma non perché ci servono, perché vuol dire che hanno finito l'emergenza. E quindi volentieri lo abbiamo fatto, perché in questo momento possiamo farlo. Se fosse stato 20 giorni fa avremmo dovuto dire di no. Se la respirazione intensiva, sono macchine da terapia intensiva. L'R con T è 0,71, l'incidenza 126,8. Allora, 0,71 R con T, incidenza 126,8. Il tasso dell'occupazione terapia intensiva è 22%, la soglia critica è 30%. Il tasso dell'occupazione dell'area non critica è 20%, la soglia è 40%. Quindi noi siamo di fatto, a meno che non cada un meteorite, siamo in zona gialla. Questo per dire che insomma lo eravamo anche la scorsa settimana in zona gialla, cioè, dal punto di vista di parametri. Di fatto poi con il nuovo decreto noi saremo in zona gialla e quindi scatteranno tutta una serie di misure che avete conosciuto in queste ultime ore, che sono quelle dell'apertura dei ristoranti all'aperto, che sono quelle dell'apertura del cinema e teatri e quant'altro. Sul nuovo decreto non vi nego che noi qualche perplessità ce l'abbiamo. Spero vivamente, ma guardate, io ho difeso questa posizione, mi permetto di dire, di astensione, penso che sia una posizione di responsabilità, anche perché alla fine si va a interpretare un'istanza che arriva da tutte le regioni italiane, non sto parlando di istanza politica, cioè sto parlando di linee guida che noi abbiamo presentato, che sono nate negli uffici della regione Veneto, le abbiamo presentate in nome e per conto delle regioni italiane, e quindi questa è un'istanza di una visione di riapertura che, ripeto, è un'apertura che noi non facciamo, non è un debloccage, no? Non è una vernice, è sostanzialmente aprire le ultime attività che non sono aperte. Guardate che non è irrilevante questo ragionamento. Cioè non siamo a maggio del 2020 quando dovevamo ripartire, rimettere in moto i motori. Oggi i motori non sono neanche al minimo, scusatemi se lo sottolineo, ma voglio ricordarvi che oggi i motori sociali ci dicono che le strade sono piene, che le scuole sono aperte, ma che abbiamo ancora delle attività chiuse. E quali sono? Ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre e spettacoli viaggianti, intrattenimento, eccetera. Ma la stragrande maggioranza delle attività economiche lavorano, tanto è vero che ci sono anche dei comparti produttivi che dichiarano onestamente di aver fatto record di fatturato. Ci sono dei comparti dove è andato bene per tutta una serie di dinamiche, no? Quante volte avete sentito la frase la gente resta di più a casa e quindi fa delle scelte personali che sono diverse da quelle che faceva prima essendo più libera. Se parlate con gli istituti bancari vi dicono ad esempio che sono aumentati notevolmente i risparmi bancari. Perché? Perché con il blocco del pagamento che so dei mutui, piuttosto che con la riduzione della spesa pro capite perché uno resta a casa, ad esempio c'è molta liquidità a livello bancario, non c'è a livello sociale, ma a livello bancario questo ci viene detto. È bene saperli questi dati perché poi ci aiuteranno a fare anche altri ragionamenti. Allora, io penso che noi oggi portiamo avanti l'istanza delle regioni, quando dico noi governatori in generale, ma anche dei comuni, perché io ho sentito parlare il presidente del Caro di ANCI piuttosto che il presidente di UPI e tutti sono in linea con il fatto che, mi permetto di fare una sintesi che faccio io personalmente, cioè ci vuole una ratio per leggere un decreto. Bisogna che tutto abbia un senso, no? Sentite, se sento il sindaco di Verona che mi dice, scusa, ma se c'è la possibilità di aprire cinema e teatri,
e l'Arena di Verona è un teatro, ma se mi resta il coprifuoco alle 22, che stagione lirica faccio? Alle 4 del pomeriggio? Ma se è vero che si possono fare le partite di calcio tra Scapoli e Mogliati dal 26, è altrettanto vero che la palestra però resta chiusa e si aprirà il 1° di giugno. Allora, noi come regioni abbiamo fatto delle linee guida, ma non fatte con la casacca politica, le hanno fatte i nostri direttori del servizio di prevenzione, cioè coloro che tutti i giorni lavorano con questi temi. Hanno trovato delle soluzioni. Ad esempio, non neghiamo che per i ristoranti, vi dico cosa prevedono le linee guida, prevedono l'apertura pranzo e cena con le linee guida, col distanziamento canonico, e anche in zona rossa aumentando il distanziamento tra tavoli, portandolo fino ai 2 metri. Sì, obbligo di apertura delle finestre, areggiamento, eccetera, tutti questi aspetti. Allora, io penso che sia fondamentale guardare in faccia la realtà. Spero vivamente che il Presidente del Consiglio prenda in mano questo dossier. Perché dossier? Perché oggi è oggetto di dibattito, è innegabile che sia oggetto di dibattito. Se lo è dal punto di vista politico, lo è anche dal punto di vista amministrativo, visto e considerato che le regioni si incontreranno alle 15:30 per parlare ancora di questi temi. Quindi se ci sia modo assolutamente di affrontare una revisione. Beh, insomma, un tagliando lo si può fare, no? Un tagliando potrebbe essere una, come si può dire, una situazione di buon senso, no? E diciamo che tutti possono cambiare idea. Diciamo, è anche una delle caratteristiche, diciamo, dell'essere umano, no? Cioè, io penso che davanti ai fatti che portano le regioni e gli enti locali si debba metter mano a alcune di queste misure. Faccio un esempio, le scuole. Allora, noi abbiamo fatto un incontro portando le linee guida dicendo attenzione, occhio all'agenda metropolitana che basta prendere autobus, perché non ci sono. Tanto è vero che siamo stati ascoltati e hanno chiuso la riunione dicendo faremo un 60%. Se poi uno entra Papa in Consiglio dei Ministri e esce Cardinale, sto parlando che sto 60 diventa 70, qualcuno mi dovrebbe spiegare la ratio di portarlo a 70, quando noi già ci eravamo organizzati con le riunioni, con le prefetture, con la volontà di aprirle le scuole. Dopo l'assessore Lanzarin vi darà i dati, tanto per parlare di assunzione del rischio, dopo di me vi darà i dati dei focolai scolastici. Non è proprio che siamo tutti liberi, non c'è nessun problema. Però anche lì ci siamo assunti una dose di rischio, no? Questo paese ha deciso che le scuole devono essere aperte, è un segnale che va in questa direzione, però sapendo che ci sono dei focolai, sapendo che ho fatto il contact tracing, che abbiamo le scuole sentinella, che abbiamo il tutor per l'autosomministrazione, eccetera. Anche lì noi chiediamo che si torni al 60%, come inteso, perché altrimenti sballa tutto. Io penso, insomma, che ci siano i presupposti per affrontare questi temi. Non sono temi da contrapposizione politica. Io penso che sia chiaro che anche il mio partito, penso che di citazioni come queste ne avrò fatte 3 in un anno di questa conferenza stampa, si è assunto anche la responsabilità di portare un'istanza. E penso che questo sia fondamentale e sia stato fatto bene. Io ho condiviso fin dall'inizio questa posizione perché penso che sia coerente con quello che abbiamo detto. Guardate, qui non è una questione di essere aperturisti o chiusuristi. Non è una questione di aver capito tutto o non aver capito nulla. L'ho detto anche oggi in un'intervista. Cioè non ci servono i premi Nobel per farsi spiegare che se uno si chiude in casa non finisce sotto un'auto e non si ammala di coronavirus. Non serve andare tanto a scuola. Il vero tema è che la vera sfida è capire come gestire questa fase, che è una fase che in maniera innegabile dovremmo affrontare. Guardate che il messaggio che da oggi l'ambasciatore americano ti fa venire il brivido lungo la schiena. Quante volte ve l'ho detto che i messaggi che vengono colti a livello internazionale sono una sintesi o di una dichiarazione fatta da un opinion leader o da una sintesi di un provvedimento amministrativo o legislativo. Ne avete la riprova oggi. Cioè, l'ambasciatore americano dice ai suoi concittadini negli Stati Uniti, fra l'altro paese che sceglie il Veneto, dice
Sentite, c'è qualcuno di voi, perché anche qua si fa l'ironia, ma non sarà mica un problema sto coprifuoco da 22 alle 23, ma voi andreste in vacanza, o meglio ancora, comprereste un pacchetto di viaggio da fare, che so, a luglio, agosto, sapendo che c'è il rischio che dovete chiudere in albergo o nella tenda se andate in campeggio alle 10 di sera? Cioè, è inevitabile che uno si guardi in giro e dice, va, forse che c'è anche a posti dove non c'è il coprifuoco. Non mi risulta che ce ne siano tanti col coprifuoco in giro per il mondo. Per dire che questa non è una posizione fondamentalista da pas d'aranci, mancherebbe, il virus c'è, non bisogna abbassare la guardia, lo dico sempre ai cittadini, nessuno ha la sfera della verità in mano, guardate, quasi sempre gli esperti, io lo dico sempre, anche quelli che sanno nuotare si annegano, quindi gli esperti non esistono, anche chi sa nuotare si annega. Allora, inutile, nessuno ha la sfera della verità. Qua, se andassimo a raccogliere le dichiarazioni di tutti quelli che sa tutto, vedremo tutto il contrario di tutto. Sembra quasi uno scioglie-lingue. Perché poi alla fin fine, allora, se andassi a vedere le dichiarazioni di molti di 2 o 3 mesi fa, davano una situazione epidemiologica diametralmente opposta di quella che oggi abbiamo. E magari fra 2 o 3 mesi abbiamo una situazione che oggi speriamo di avere e non abbiamo. È così, però guardate, è fondamentale dare un segnale. La prima industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato, 72 milioni di presenze, 68% di queste presenze straniere. Quando tu vivi di un'industria che già soffre molto, è in ginocchio, vivi per il 68% di turisti che vengono dall'estero, quando noi comunichiamo abbiamo l'obbligo di essere chiari. Guardate, io ho fatto un incontro con la stampa estera, perché me la sentivo sta roba, no? L'ho fatto una settimana fa. Io ho fatto l'incontro per ringraziare tutti i turisti stranieri, dire che noi siamo aperti, ma ripeto, noi saremo aperti. Noi non rinunciamo a questa stagione. Ma sentite, abbiamo guidato a 100 all'ora, bendati contro mano a maggio dell'anno scorso, non avevamo i vaccini, non avevamo i farmaci monoclonali, sì, farmaci poi sono, gli anticorpi monoclonali, non avevamo la diagnostica di oggi, perché avevamo appena lasciato alle spalle il pungidito per passare al test rapido di prima generazione. E abbiamo aperto, e sentite, a voi risulta che abbiamo fatto un'estate di devastazione? Nonostante qualcuno andasse in giro a dire che eravamo pieni di malati dappertutto. A me non risulta. Perché i dati, se qualcuno li volesse, anzi, vi farò fare lo studio di cosa è accaduto la scorsa estate, così rinfreschiamo la memoria a tutti, di quanti contagiati abbiamo avuto, quanti tamponi abbiamo fatto e quanti malati abbiamo ricoverato e quanti morti abbiamo avuto. Ma così è accaduto in tutta Italia. Cioè, noi mettiamo a rischio la nostra stagione turistica e non esiste, non esiste. Per come vi ho detto ieri, il cliente ci mette una vita a fartelo e un secondo a perderlo. Prego, se avete domande poi passo la parola all'assessore Lanzarin, che vi dà uno spaccato di quello che è la scuola. Tosato, Zambon. Domani c'è l'ingegner Fattori con il tabellone famoso. Prego. Tosato, Zambon, Mascati e Prigioni e Vanzani e Andrioli. Buongiorno Presidente. Il Presidente della Conferenza delle Regioni Federica si è particolarmente inferocito affermando che era stato concordato un testo di decreto, c'era stato un accordo e poi questo accordo è stato modificato. Lei stesso accennava al discorso scuola in presenza, no? Cioè ha detto ci siamo messi d'accordo sul 60 e ci ritroviamo al 70. Ci sono altri punti che avevate concordato con il governo che sono stati disattesi? No, noi abbiamo presentato le linee guida, abbiamo presentato in maniera anche tecnica, se volete, tutte le nostre istanze. Dopodiché c'è stata un'intesa per, diciamo, valutare tutte queste istanze, peraltro per il tramite anche del CTS, ma così non è avvenuto. Peraltro il CTS, qualcuno mi dice che ha scritto anche che rispetto al coprifuoco dice una scelta politica. Cioè, capite che se il coprifuoco è una scelta politica, non è scientifica, beh, infatti è difficile da dimostrare scientificamente, a meno che tu non sia in un posto nel quale a Baldoria inizia alle 10 della sera, uno dice, vabbè, fermi. L'abbiamo fatto con lo spritz, no? Vi ricordate? Tutti seduti dalle 2 del pomeriggio.
se volete bere lo spritz. Ma qua alle 10 di sera non è che qua non siamo a Ibiza, cioè. Ecco, lei prima ha detto qua non c'è contrapposizione politica, noi ci facciamo carico di posizioni degli enti locali, del territorio, delle categorie economiche. C'è anche però una lettura che vede il suo partito, la Lega, Salvini, impegnati in un gioco a rialzo continuo, cioè un piede al governo e un piede all'opposizione. No, guarda, decisamente questo non è un gioco a rialzo. Il nostro riferimento al governo è il presidente Draghi. Questo è un governo di unità nazionale. E noi, il segretario Salvini, sceglie e ha scelto, secondo me giustamente, di sostenere, diciamo, con responsabilità questo governo. L'alternativa sarebbe stata l'oblio, no? Per questo paese. E penso che il presidente Draghi sa che ha una forza politica di riferimento che giustamente porta alle istanze del popolo. Se dopo una colpa anche portare alle istanze dei cittadini, non in maniera demagogica, perché poi io sono qua tutti i giorni e dico guardate, lavate le mani, la mascherina, distanziamento, insomma penso che ormai mi conoscete. Ma dopo se c'è qualche compagno di viaggio che approfitta di questo, peraltro non lo so dire, compagno di viaggio non della Lega, però insomma io lascerei alla politica discutere questo. Noi guardiamo in faccia la realtà, le istanze delle regioni non sono state colte, punto, che hanno colore politico variegato da destra a sinistra. Le chiedo un'ultima cosa che è proprio sempre 3 domande. Tria faccio un capitolo, ma a lei che piacciono le citazioni? No, sì, però io il latino non lo studiato. Vabbè, cosa vuol dire? Ma no, è un passo di Vitruvio che dice che 3 elementi compongono il capitolo architettonico, è un simbolismo, insomma. Ma questi sono dettagli. La Trinità. Volevo chiederle una cosa. Volevo chiederle una cosa che riguarda invece la ristorazione. Sì. È una cosa specifica, magari chiedono dei ristoratori. Noi abbiamo dei contratti per il servizio mensa. Ecco, all'interno. Possiamo dar da mangiare ai lavoratori all'interno o dobbiamo metterli fuori? Magari forse non è ancora chiaro, non so se... Non è chiaro, ma noi abbiamo già dato il mandato all'ufficio legale di chiarirlo, per noi sì. Adesso, per carità, fermi tutti. Vogliamo fare una FAQ, come si dice, no? Un quesito in maniera tale da scriverlo in modo tale che qualcuno si prenda a verbale e poi dice è stato Zaia a dirlo. No, va bene. Aspettate. Però effettivamente anche questo è un vulnus, ma come è un vulnus quello delle palestre al coperto? Quando si possono aprire? O gli alberghi che la sera hanno la ristorazione? Certo. Allora ne sapremo di più magari. Sì, ma guardate, buon senso vuole che comunque di minima chi ha i contratti con i lavoratori all'interno non è che uno dice oggi piove e non mangia nessuno, cioè, anzi oggi piove, sarà il nuovo cartello, no? Va bene, grazie. L'abbiamo fatto durante il lockdown, vi ricordo questo. Scusami Martina, durante il lockdown, prego. Martina Zambon. Buongiorno. Buongiorno. 2 domande veloci. Lei ha detto oggi ci ritroviamo con i presidenti di regione alle 15:30, ci saranno evoluzioni, ne sta parlando anche rispondendo al collega. Il punto è essenzialmente il coprifuoco su cui si battaglierà o che altre priorità come punti di caduta avete da secondo portare me a casa? Il punto di caduta è quello delle linee guida, noi le abbiamo elaborate. Per carità, se ci vuole essere un dibattito con la comunità scientifica che rispettiamo del CTS, è giusto che ci sia, ma alcune cose sono, come si può dire, senza senso, incompatibili tra di loro. Cioè, se si guida a destra, bisogna che guidino tutti a destra, non puoi vedere qualcuno che arriva contromano, perché quello vuol dire che c'è un errore nella stesura del provvedimento, no? Ma un punto di mediazione che potrebbe soddisfarla? Ma si chiama buonsenso il punto di mediazione. A me sembra che in alcuni aspetti non ce ne sia. Va bene. L'altra domanda invece riguarda i vaccini. Il Veneto sta vaccinando tanto, è una delle regioni che sta vaccinando di più, forse quella che in proporzione sta vaccinando di più.
volevo chiederle un aiuto per capire come mai altrove si stanno iniziando a vaccinare, ad esempio, i sessantenni. Vuol dire che noi abbiamo più persone anziane o No, abbiamo vaccinato è qualcosa? una scelta strategica che noi confermiamo, perché noi abbiamo deciso di fare per target. Allora, è vero che da un punto di vista sanitario l'età è direttamente proporzionale al rischio. Diciamo, allora, sappiamo che i maschi sopra i 65 anni e le donne sopra i 75 anni sono le categorie più a rischio. Sappiamo che gli over 60, sopra i 60 anni, quindi i signori, e utilizziamo sempre questo termine sopra i 60 anni, cittadini sopra i 60 anni, su 100 cittadini che si contagiano, 3 rischiano purtroppo di perdere la vita. Quindi noi mettiamo in sicurezza scendendo con l'età. Tant'è vero che abbiamo avuto un crollo, ad esempio, delle casistiche sugli over 80, dell'80%. Scendiamo, abbiamo di fatto finito, come vi ho detto, gli over 80. Vi annuncio che per i primi di maggio, noi ci siamo andati il 5 maggio, vorremmo arrivare all'80% degli over 70 e solo dopo quello scoglio cominciamo ad aprire gli over 60. Ma perché? Perché si rischia poi di non averne più a sufficienza per riempire le giornate. Vedo statistiche dove dicono ma quella regione ha vaccinato di più, il Veneto, no, scusate, il Veneto negli ultimi giorni ha vaccinato poco, perché ha vaccinato prima. Cioè, non è che funziona che hai i compiti per casa da fare durante le vacanze e vai il 1° di settembre in casa di tutti gli studenti e dici guarda questo quanto ha lavorato oggi, invece quell'altro non ha fatto neanche un esercizio oggi. Sì, perché che li abbia fatti a giugno? Avete capito? Cioè, io vedo delle statistiche. Cioè, chi ha vaccinato di più negli ultimi 3 giorni? Sì, quelli che avevano i vaccini li ha fatti prima che vaccinate di più. No, non è che vuole un premio Nobel della matematica. Quindi le regioni che stanno vaccinando gente più giovane scelgono di mettere in parallelo delle età diverse. È una scelta delle regioni che noi non condividiamo. Nel senso che noi facciamo per classi di età e veniamo giù. Sì. No, ma siccome si può aprire fino ai 60 anni, sì, ma non ha senso. Cioè noi non lo facciamo. Perché il 70enne rischia di più di un 60enne, cioè è inevitabile. Ultimissima cosa mi è venuto in mente ora, specifica. Su Padova, il tema della ancora non disponibilità alla prenotazione per i disabili dell'USL Euganea, che credo sia l'unica che ancora non ha... Come disabili dell'USL Euganea? Avevamo un pezzettino in pagina oggi, le vaccinazioni per i disabili. È l'unica ULS che ancora non ha la disponibilità alla prenotazione. No, c'era la classe del 51 forse. Se vuoi dire, cioè. Come prima io ero anche a Padova e quindi è stata anche chiesta questa cosa qui, dicevano che stavano risolvendo, ma era il problema della classe, cioè dei disabili che sono con una classe inferiore al 1951. Sì, esatto. Perfetto, perché allora tutti gli altri che sono inseriti si possono prenotare e non c'è problema, cioè sono inseriti come i codici, si stanno già prenotando, quindi non c'è problema. Però ci sono quelle situazioni in cui noi non li avevamo in anagrafica e quindi abbiamo fatto la forzatura, se vi ricordate, col sistema. In quel caso lì avevano messo solo quelli sopra i 70 anni perché si era verificata che arrivava tanta gente, tutto da controllare, anche gli esempi che citava anche il Presidente qualche giorno fa, tra fragili e disabili. Colesterolo alto, fragile. Però sono pochissimi, quindi però lo stanno risolvendo, ma era solo legata a questa questione. Ok, grazie. Fatto sta che noi abbiamo fatto la scelta, comunque ieri, lacuna mia nella risposta, abbiamo fatto la scelta di bloccarli agli over 70 in maniera tale di dire che comunque andiamo a intercettare sempre quella classe di età. Solo quelli che arrivavano con l'auto. Sì, quelli con la forzatura e basta. Non gli altri. Quelli che hanno già inserito si possono prenotare, si potevano prenotare qualsiasi età. Sì, i numeri, se volete magari vi portiamo un giorno i numeri dei fragili, disabili, vaccinati. Si sta vaccinando forte. Pensate a Venezia stamattina ha dato numero 2000 fragili e 1000 caregiver, per cui sono numeri, insomma, non sono pochi, in programma nei prossimi giorni. A posto Martina, allora Moscati, poi Vanzan, poi Andriolli, poi Giacomuzzo. Grazie. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno.
Niente, io volevo tornare appunto sul CTS che ieri è uscito dicendo che non aveva dato nessuna indicazione sul coprifuoco. In effetti questo qui cozza anche di fronte agli nuovi studi delle aperture, cioè della impossibilità di contagiarsi stando all'aperto. Proprio per questo non si capisce come mai sia stato prorogato. Il problema adesso qual è? Non so se lei ha seguito l'associazione Io Apro, che è il movimento Io Apro, che hanno presentato a Roma un governo ombra, cioè hanno fatto questa provocazione. No, hanno fatto una provocazione, hanno presentato un governo ombra, tra cui i ministri, il Presidente del Consiglio, eccetera. Tra i ministri c'è anche il trevigiano della palestra Dorian Gray, di Maser, mi pare. Adesso non mi ricordo esattamente. Comunque è stato in televisione varie volte. E loro hanno fatto questa provocazione, chiaramente però in collaborazione con tante altre movimenti, associazioni in questo momento. In questo momento particolare si stanno muovendo proprio in seguito a questa cosa. Non c'è anche un pericolo proprio sociale di rivolta, diciamo, di queste categorie che sono penalizzate al massimo con il coprifuoco, visto e considerato che mangiare non si può, insomma, andare via alle 9:30 e arrivare alle 9, insomma. Sì, premesso che non si può neanche mangiare a prescindere dal ecco, coprifuoco. Appunto, tra l'altro. Premesso che c'è anche questo problema. Ma di tensione sociale ce ne sarà sempre di più, penso che sia visibile e palpabile. Sapete, a questo si aggiunge anche un effetto non misurabile che è rappresentato dal fatto che, ma l'abbiamo visto nella storia dell'uomo, no? Pensate al periodo del proibizionismo negli Stati Uniti, che è stato il periodo nel quale poi si è consumato l'alcol, cioè sembrava quasi un contrappasso, no? Cioè il vero tema qual è? Io ve l'ho detto in tempi non sospetti a settembre, no? Guarda, ho detto non c'è più lo spirito di marzo, quindi bisogna capire che non possiamo andare avanti a restrizioni. Allora, queste ulteriori restrizioni cosa ci portano a dire? Che i cittadini resteranno tutti a casa, ligi al dovere, o che comunque si è sfilacciato questo patto sociale? Perché se sarà così, immagino che sarà così, perché qualche segnale ormai è palpabile e visibile, finirà che per assurdo non riusciremo neanche a controllare l'infezione proprio perché vittima di questo fai da te che poi nasce, no? Che va da tutto quello che si sente, no? Di chi si organizza in casa per la comunione, perché chi deve fare una festa o altre forme di assembramento, altre cose che accadono. Per cui chi legifera deve trovare un punto di equilibrio, perché non è sempre vero che la restrizione ti porta al risultato, e soprattutto dopo 16 mesi, quanti mesi sono passati, penso che sia... Ma infatti quello che la gente proprio non riesce esprime come domanda, dice ma quando voi vi riunite come regioni fate notare ai membri del governo che queste restrizioni stanno ormai, a parte uccidere l'economia, a parte tutto il resto, dal punto di vista sociale in questo momento è un problema grandissimo, perché è come star seduti su una bomba che sta esplodendo. Questo sì, ma aggiungo anche di più, anche formalmente, perché abbiamo presentato delle linee guida che prevedevano le aperture come regioni, per cui più di così. Grazie. Prego. Alda Vanzà. Buongiorno. Buongiorno. Quindi, ritornando sul decreto, il Consiglio dei Ministri l'ha approvato, la Lega si è astenuta, di fatto è approvato. Quindi voi oggi chiedete che il Presidente del Consiglio dei Ministri torni sui suoi passi e modifichi, da quello che ho capito, coprifuoco e scuola? Questa è la mia considerazione che porterò alla riunione della conferenza delle regioni, ma non solo sulla scuola, in generale, che rivaluti le linee guida delle regioni. Quindi a pochissime ore dall'approvazione del decreto il governo dovrebbe rimodificarlo. Lei dice modificare l'idea si può. Che si tenga conto delle istanze delle regioni. Poi, se non lo fa oggi, fra qualche giorno, insomma, capiamo tutti che non può essere proprio così automatico, però
si prenda in considerazione che se le regioni hanno fatto delle proposte le hanno fatte su una base scientifica. E Presidente, nel caso in cui invece il decreto rimanesse così com'è, Abbiamo e la l'obbligo scuola- dell'applicazione. Prego? C'è l'obbligo di legge Certo. dell'applicazione. Siete pronti con la scuola al 70%? Cioè, o meglio, siete pronti? La vicepresidente, Cosa può succedere? la vicepresidente, per quanto riguarda i trasporti, sta lavorando su questo, però ci mette in difficoltà. Ripeto i dati, lo dico a beneficio di chi si fosse perso il discorso ieri: 2400 autobus di base, 500 li abbiamo recuperati sul libero mercato con l'apertura, con la riduzione del 50% della capienza degli autobus. Oggi, se dovessimo andare al 100%, ci vogliono altri 1000 autobus, 100% in presenza, che non ci sono sul mercato. E col 70%? Col 70 ce ne vogliono sempre più di quei 500 Sì, che ma abbiamo. col 70% si troverebbero No, autobus è aggiuntivi? complicato. Guardate, ve lo dico già, c'è una ditta della Puglia che scrive in continuazione dicendomi che hanno gli autobus. Io ho fatto segnalare alla prefettura che se c'è questa necessità che valutino, anche perché si fanno gare, però ve lo dico onde evitare che poi vi arriva una telefonata in redazione e dice: ah, hai visto che c'erano gli autobus. Chiaro. Però è l'unica ditta che ha scritto, cioè, potrei dirvi nome e cognome. Siccome Non so come mancano mai dalla pochi Puglia giorni- fin qua nessuno lo ferma e dice mi servono gli autobus. Siccome comunque mancano pochi giorni al ritorno in classe al 70 o quello che sarà per cento, lei conferma che ogni tavolo provinciale prenderà le sue decisioni? Sì, sì. Quindi Venezia potrà decidere il 70, Padova il 71 e cose di questo Come è genere? previsto dal decreto che non dà limiti. C'è da dire poi che se ci pensate, se una regione non sa se è rossa o arancione, lo sa oggi. Domani? Sì, scusa, domani, perché domani è venerdì. E il tutto diventa operativo da martedì. Cioè, una roba, come fai a programmare? Cioè, vabbè. Invece, poi magari ce ne parla anche l'assessore Lanzarin. Il progetto delle scuole sentinella, quindi il testing agli studenti, ha consentito in una scuola di trovare dei ragazzi positivi e grazie appunto a questa possibilità hanno fatto il tampone prima rapido a tutti i ragazzi, che sono risultati negativi, questa scuola particolare, e sono ritornati a scuola a distanza di 2 giorni. L'obiezione o comunque la perplessità sia degli studenti, delle famiglie che delle scuole è: ma se la malattia, il virus si può manifestare anche nei prossimi giorni, ha senso farli tornare tutti a scuola anche se adesso sono tutti negativi? Forse era meglio tenerli a casa qualche giorno in più. Ma guardate, Queste sono linee guida della prevenzione? sì, sì, è la prevenzione, però c'è da dire una roba, scusatemi. Si va male a riferire, dopo l'assessore vi parlerà dei dati, perché bisogna capire il contact tracing come è venuto. Cioè capire se ad esempio il positivo era sintomatico e se lo era da quanti giorni. Noi non sappiamo queste cose, perché se una persona che era lì con raffreddore da 4-5 giorni, avevamo già la copertura per poter dire che gli altri erano infettati o non lo erano. Cioè bisogna vedere la storia epidemiologica di questo positivo e dei suoi rapporti con il resto della scuola, al di là delle linee guida. Possiamo chiamare la dottoressa Russo che vi dà un focus su quanto è accaduto. Cioè non è proprio che è automatico. Comunque in questa scuola è successo questo, hanno trovato due ragazzi positivi, sono stati a casa tutti quanti, hanno fatto il controllo, dopo 2 giorni sono tutti in classe. La preoccupazione è: ma se mi... Sì, la classe dei ragazzi. Vabbè, Sì. mai si può fare un approfondimento. Sì, sì, assolutamente sì, però bisogna conoscere la storia epidemiologica di quel positivo per capire che contatti ha avuto, quando è andato a scuola, quando non c'è andato. Per questo, e poi capiamo la scelta che hanno fatto. E questa compete alla prevenzione, non è una scelta. E quindi ricordiamoci, Maria, la dottoressa Russo. O la invitiamo qui? Ci dite la scuola, facciamo comunque le verifiche e poi vediamo la relazionare. Sì, sì. Ok, poi vediamo i dati, grazie. Grazie. Andriolli. Salve, Presidente. Turismo e situazione globale dell'epidemia. Non sta andando bene in Asia, non sta andando bene in Sud America, ha poco da dire anche negli Stati Uniti, ma al comune mezzo gaudio a Parigi il coprifuoco scatta alle 20 e addirittura prima era alle 19, prima ancora era alle 18 fino alle 6 del mattino. Dire di riaprire in sicurezza e anche avere una visione non solo
localistica, ma averla anche globale, sapendo che poi turismo vuol dire movimenti. Se non sono in sicurezza, non garantisci che riesci a contenere il contagio. Se non riesci a contenere il contagio, c'è il rischio di una terza, di una quarta, di una quinta. Conciliare tutto quanto, al di là dei partiti e delle ideologie, mi sembra di essere tornata indietro anche nei mesi, che adesso capendo che ci sono delle fette intere di economia che sono ferme, ma se si riparte al di fuori delle regole, non c'è un rischio ancora più grave di ripartire con il contagio? No, ma intanto diciamo che le regole che hanno proposto i servizi di Dipartimento delle Prevenzioni delle Regioni sono regole proposte dai tecnici, prima cosa. Seconda cosa, è fondamentale dire anche che noi abbiamo invocato, io in particolar modo, con forza, che in questo decreto si stabilissero anche delle regole rispetto alle movimentazioni con gli stranieri. Cioè, un turista americano che viene qui ancora oggi sa che deve fare la quarantena. Ha senso se quel turista è già vaccinato? Secondo me no. E così il testing con i tamponi o quant'altro. Penso che ci siano delle cose da chiarire. E appunto ci sono ma veramente grosse contraddizioni anche solo pensando agli spostamenti. Un pass vaccinale o il pass verde crea delle differenze fra la popolazione, tra chi ha avuto Covid e quindi è immunizzato, tra chi è vaccinato, tra chi non lo sarà forse per mesi e magari è costretto anche a muoversi. Declinarle tutte insieme. Ma intanto sul Green Pass, come viene definito, il Green Pass non c'è ancora chiarezza su come poi verrà effettivamente utilizzato. Rischia di essere, da un punto di vista sociale, diciamo, sperequativo, perché immaginatevi se i tamponi per poter viaggiare dovesse una famiglia pagarseli, no? Se ha dei figli o una persona che non è abbiente o non ha possibilità di pagare. Dall'altro va regolamentato in maniera assolutamente uniforme, e secondo me questa fase di testing deve essere garantita gratuitamente ai cittadini che devono spostarsi, se no ci sarà chi può permettersi di spostarsi e chi no. Ma questo è stato detto dai presidenti di regione, cioè, ne abbiamo discusso di questo. Okay. Prego. Giacomuzzo. Buongiorno. Presidente, Buongiorno. scusi, io ritorno sulla questione delle linee guida, ma che idea si è fatto del perché alla fine sono state ignorate? Non ho minimamente un'idea, perché alcune sono anche delle contraddizioni se ci pensate. Penso che forse sia stata sottovalutata la proposta delle regioni, penso che sia evidente. Ma le regioni, guardate, non hanno mai operato in contrapposizione con il governo di turno. Questo deve essere chiaro. Prova ne sia che la nostra è sempre stata una votazione unanime rispetto ai provvedimenti del governo, e lo sarà e lo è anche rispetto alle nostre proposte. In questo caso non abbiamo dato il consenso al provvedimento perché questo è un decreto, non è più un DPCM, quindi essendo un decreto legge. Non so se il governo poi sceglierà magari di aprirne la discussione a brevissimo in Parlamento e dice risolviamo il problema in Parlamento, ma questa è una decisione che deve prendere il governo su questo. Lei esclude comunque che ci sia una visione politica sotto questa scelta? Ma no, cioè, guardate, penso proprio di no, penso che ci siano le possibilità di fare collimare le istanze delle regioni con la tutela della salute. Dopodiché penso che dialogare e confrontarsi sia fondamentale per risolvere il problema. Grazie. Poi le chiedo un'altra cosa. Johnson & Johnson. Sì. Ha un'idea di numeri che sono in arrivo in Veneto? 14.650 oggi. E la ricaduta sulle vaccinazioni, sul piano di vaccinazione, che over percentuale 60. potrebbe avere? Over 60. Sì. Sì. Oggi arriva. Ok. Un'ultima cosa, le segnalo un blackout, un cortocircuito che è avvenuto a alcuni conviventi di malati fragili, in particolare di fibrosi cistica. Chi è malato di fibrosi cistica sappiamo ha il diritto della vaccinazione come fragile, sì. In teoria anche il convivente. Cosa è successo? Che i malati sono stati, mi segnalano, sono stati vaccinati all'ospedale, al centro dove sì. Vengono curati. Non sono stati vaccinati lì i familiari, che quindi hanno tentato la strada del portale o del numero verde. E il numero verde sostiene, mi dicono,
che pur rientrando nella fascia degli aventi diritto, leggo, la prenotazione non la potevano fare perché la vaccinazione doveva essere eseguita congiuntamente al paziente, per cui mi segnalano questo cortocircuito per cui i conviventi non riescono a farsi vaccinare. Se abbiamo i casi, proviamo a affrontare poi l'assessore. Rientrano questi conviventi nella categoria? Dei fragili, sì, mi danno conferma anche perché alcuni sono adesso a addirittura memoria non mi ricordo 104. la tabella nazionale, però insomma, tanto per capire, ma verifichiamo. Grazie. Allora, se non ci sono... scusami Antonella Prigioni, perdonami, ma siete nascostissimi. Buongiorno, volevo chiederle un chiarimento Buongiorno. sempre sul pass vaccinale. Lei ha detto che ancora deve essere definito, ma sbaglio o prevede comunque, supponendo che tutti possiamo muoverci con il tampone dato i pochi vaccinati, che il tampone vale comunque solo 48 ore a prescindere dal fatto che non sia Sì, ma gratuito? è un limite proprio epidemiologico. Cioè per lavoro come ci si sposta? E sono esentati? Questo non è dato a sapere Perché è molto generico. lo spostamento per lavoro, per necessità, sia fuori da questo. Non si sa se è coram populi per tutto oppure se sia solo dedicato a chi fa turismo. No? Io questo non l'ho capito dal decreto. Però entra in vigore da lunedì? Cercheremo di capire anche questo. Sì, perché diventa... sì, e quindi ci vogliono 48 ore. Sì, Diventa di fatto un divieto di spostarsi tra regioni. regioni. Se volete è anche un po' una contraddizione anche questa, perché il Ministero della Salute parifica il molecolare alla terza generazione, quindi le macchinette con l'immunofluorescenza, tutto quello che è. E dopodiché se fai quelle però non sono più... Così. Grazie, buongiorno. Se non ci sono altre domande per il Presidente, lasciamo la parola all'assessore. Prego, Assessore. Sì, allora mi sembra che ieri il Presidente aveva detto che oggi avremmo dato un aggiornamento sui numeri delle scuole, no? Visto che insomma c'è anche la questione di riapertura delle scuole. Allora, poi vi sarà consegnata in giornata la tabellina. Vi do i dati complessivi. Allora, i primi sono gli eventi cumulativi dal 7 gennaio al 22 aprile, quindi 7 gennaio 22 aprile, quindi il totale dei dati in questo arco di tempo, che vedono 4.723 eventi, quindi situazioni in cui si è verificato un caso di positivo, che hanno portato a studenti positivi 6.281, in isolamento in quarantena 76.905, docenti e operatori positivi 752, e in quarantena o in isolamento operatori e docenti 5.968. Il dato invece di quelli attivi al 22, perché questo era il dato cumulativo da inizio gennaio al 22 di aprile, mentre gli attuali positivi, quindi quelli che oggi sono positivi, quindi dato del 22, abbiamo 999, quindi 1 migliaio di casi, di eventi. Gli studenti positivi sono 1.409 e in quarantena ci sono 16.816 studenti. I docenti o operatori positivi sono 141 e in quarantena ci sono 1.255 persone, operatori o docenti. Questo è il dato di oggi. Quello precedente invece, che aveva numeri più importanti, se pensate solo agli studenti in quarantena, 76.000, 16.000, era quello cumulativo da inizio gennaio al 22 di aprile. Questo per le scuole. Come si diceva, sta andando avanti il progetto delle scuole sentinella, sia quello relativo agli istituti superiori, che sapete hanno stato individuati un istituto superiore per provincia, istituti grandi come dimensioni, in modo da avere anche un quadro importante. Stanno andando avanti, adesso non ho i dati degli ultimi istituti che sono stati fatti, però eventualmente, se volete, proviamo a fare una tabella riepilogolativa di tutti gli interventi dove con anche il nome dell'istituto. Sono partiti anche l'altro progetto, che è quella invece, sempre scuole sentinella, quella legata alle terze medie e all'autosomministrazione.
Noi abbiamo la regione Veneta divisa, tra virgolette, a metà, nel senso che una parte di province viene seguita dal professor Baldo, l'altra parte viene seguita dalla professoressa Tacconelli, che portano avanti questi due progetti. Ci risulta che progetti di questo tipo, di screening, quindi anche alla fine che danno uno spaccato importante per quanto riguarda appunto la circolazione del virus nelle scuole. Siamo oggi che stanno facendo progetti di questo tipo di screening, noi e la Toscana, che la Toscana sta facendo dei progetti, quindi Veneto e Toscana sono i due che stanno facendo progetti. Vi do anche un altro dato che mi sono trovata, che avevo fatto chiedere, che questo vi mette in evidenza la differenza nelle case di riposo rispetto a inizio gennaio, quindi quando era appena iniziata la vaccinazione, e adesso fine marzo, quando invece la vaccinazione alle case di riposo, prima e seconda dose, perché le abbiamo fatti subito, è terminata, no? Allora, gli ospiti positivi che c'erano al 1° di gennaio 2021 erano 3.580. Gli ospiti positivi nelle case di riposo che ci sono, che c'erano al 31/3 sono 48. Se guardiamo i decessi, gli ospiti appunto dei centri, sempre servizi per anziani, cui sono morti, ci sono stati decessi a gennaio 2021 erano 892 decessi, a marzo 2021 sono 38. Quindi capite che il discorso vaccinazione, le case di riposo sapete che per provvedimento nazionale insomma sono state vaccinate subito assieme ai operatori sanitari, cioè i numeri sono numeri molto chiari. Quindi sulla protezione che ha la vaccinazione e sull'importanza quindi di mettere in protezione prima possibile le fasce più fragili e quelle che incorrono più in rischi. Da qui, come diceva il Presidente, la nostra scelta di continuare come da ordinanza del commissario Figliuolo, quindi con le categorie che sono state individuate, ma di chiudere le varie categorie prima di aprirne altre. Sì. Domande, Giacomuzzo? Prego. Buongiorno Assessora, nei giorni scorsi abbiamo ospitato sul giornale di Vicenza le dichiarazioni del direttore di Uripa, Volpe, che ci spiegava che l'88% delle in casa di riposo, l'RSA, comunque ha aperto le visite per i familiari degli ospiti, nonostante ci sia questo problema nazionale di fondo, per cui manca ancora una circolare che lo consenta di fare. A che punto è questo problema? Allora, Uripa ha fatto una ricognizione, ce l'ho anch'io, chiedendo appunto a tutte le case di riposo associate di dire se aprono, se hanno la stanza degli abbracci, se fanno le visite programmate, quanto tempo dura la visita, eccetera, ed è emerso questo dato che quindi le strutture hanno riaperto, insomma, quindi la maggior parte insomma ha riaperto con modalità di protezione, ma ha riaperto. Noi abbiamo definito delle linee guida di riapertura, quindi uniformi per tutte, delle disposizioni di riapertura in modo che siano applicate dappertutto in base al fatto se le case di riposo sono covid free, se sono stati tutti vaccinati oppure insomma con modelli specifici di questo tipo, e anche per gli ingressi, in modo che adesso sapete che quando entra una persona si chiede che la persona sia vaccinata, e questo evita quindi l'isolamento, la quarantena, cioè logisticamente anche, insomma, perché poi c'è un problema anche di ingressi, insomma, lo sappiamo. E quindi la prevenzione ha predisposto insomma questa bozza di linee, le abbiamo verificate con loro. Oggi dovrebbero arrivare le ultime osservazioni di Uripa, UNEBA, insomma delle associazioni che siedono al tavolo con noi, per poi diventare attuative. La volontà è quella poi, oltre che farle diventare attuative, anche di inviarle, avevamo già scritto al Ministero, per chiedere al Ministero, noi abbiamo fatto questo lavoro, sono le nuove linee guida di apertura, di accessi,
chiediamo al Ministero di rivedere tutte le note, tutte le circolari precedenti e di abrogarle, cambiarle, aggiornarle, insomma che faccia quello che ritenga, ma che non ci sia quel vincolo di quelle note che rimangono ancora e che creano comunque delle difficoltà. Quindi stiamo facendo questo lavoro, l'incontro è stato fatto lunedì, mi sembra che oggi è il termine entro cui loro ci devono mandare le ultime osservazioni per poi chiudere per inizio settimana prossima, per quanto ci riguarda. E in queste linee di guida ci sono anche le indicazioni per i nuovi ospiti che entrano? Per i nuovi accessi, ossia per evitare che ci siano situazioni in cui il nuovo ospite che entra deve fare i 10 giorni di isolamento e quindi da un punto di vista logistico bisogna comunque pensare che ci sia una stanza apposita, cioè loro devono organizzare tutte le attività. Chiaramente dipende se l'ospite che entra è vaccinato totalmente con la seconda dose, ha solo una dose, oppure viene fatto il vaccino contestualmente come quando entra, quindi con le diverse tipologie, nell'ottica proprio di ridurre da un punto di vista, insomma, quelle che potrebbero essere poi delle situazioni che creano sicuramente dei disagi all'interno delle strutture e quindi fanno sì che sia chi ha bisogno di entrare in velocità, sia per le strutture che possono accogliere perché hanno posti vuoti, insomma lo si possa fare. Alda Vanzan, altre domande, colleghi? Assessore, e quindi no. In linea di massima i principi di queste linee guida sono stanza degli abbracci oppure niente più stanza degli abbracci? In linea di massima io poi il limite le spieghiamo bene, insomma, settimana prossima, quindi faccio venire anche la prevenzione, insomma, chi ha scritto, quindi perché hanno sempre chiaramente un filo conduttore che è quello del piano di sanità pubblica, no? No, prevedono appunto di poter incontrare la persona, se la persona è vaccinata, quindi l'incontro con una serie di modelli di protezione, la mascherina, insomma l'igienizzazione delle mani, l'aperto il più possibile, però anche che ci sia un contatto, insomma, tra ospite e familiare. Chiaramente con visite programmate, non nelle stanze di degenza, se non per i casi, insomma, in cui l'ospite non si può muovere o fine vita, insomma, tutta una serie di indicazioni di questo tipo. Però, insomma, diciamo, è un'apertura proprio. No, quindi possiamo dire, Assessore, che i nipoti potranno riabbracciare i nonni senza il telone di plastica? Allora sì, senza il telone di plastica sicuramente, sull'abbraccio e sui nipoti tutti insieme direi di no, perché comunque bisognerà, insomma, comunque seguire delle norme e delle regole, insomma, anche rispetto, insomma, a troppe persone contestualmente, insomma, dilazionate le visite, però insomma diciamo che sicuramente si va in un ritorno non come prima. Io credo che sarà difficile, questo lo dico sinceramente, sarà difficile pensare di tornare come prima, ma come sarà difficile, io credo, guardate, tornare come prima anche dentro gli ospedali, in cui si poteva entrare a qualsiasi orario del giorno, tante persone sulla stessa stanza, insomma, e quindi anche per le strutture per anziani, quando nella stanza, insomma, le persone stavano lì anche giornate intere, eccetera, cioè queste cose dovremmo evitarle, quindi però ritorniamo sicuramente a voler ripristinare l'incontro, il contatto e tutto il resto. Allora, io direi ci sentiamo domani, mi pare che la RAI abbia bisogno dell'assessore che si trattenga un attimo e anche altri colleghi delle TV che qualora servissero. Grazie, arrivederci.